La candidatura a sindaco del presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano, Giovanni Andrea Martini, ha di fatto iniziato la corsa alle amministrative di Venezia, in un quadro politico che appare però al momento ancora in evoluzione, sospeso tra questioni locali e sviluppi nazionali, tanto a destra quanto a sinistra. Oltre a Martini, che però è pronto a rimettersi in gioco nel caso il centro-sinistra indisse le primarie, c'è solo la ricandidatura del sindaco uscente Luigi Brugnaro. I lavori appaiono più o meno in corso ovunque, a partire dal centro-sinistra. Secondo me la possibilità vera per riuscire a mettere in campo un'alternativa seria contro Brugnaro è quello di mettere insieme un fronte ampio, rimettere insieme tutto il centro-sinistra. Per quello io oggi sono qui alla presentazione di Martini, perché sono interessato a tutto quello che si muove all'interno del centro-sinistra, convinto che solo, insomma lo voglio ripetere, solo un fronte ampio che metta insieme tutte le forze che negli anni e in questo periodo si riconoscono in un programma alternativo al sindaco possano in qualche modo sperare in una vittoria a Venezia. Un'unione che però al momento appare in via embrionale, eppure la voglia di partecipazione non manca. Da Martini si sono ritrovati esponenti della società civile che chiedono un confronto sul futuro della città, sui suoi problemi e sulle sue aspettative, a partire da una presenza turistica sempre più massiccia che oramai comprende anche Mestre e della quale ci si interroga sui benefici che porta alla comunità. Addirittura ci sono esempi di cinesi e altri che partono, non vengono neanche a Venezia, vanno intorno e col cestino, al sacco, vengono a Venezia, fanno colazione e se ne vanno. Cosa lasciano? I rifiuti. Purtroppo, e devo dire, questa amministrazione non ha messo freni. Ha detto, ha dichiarato, sta dichiarando e dichiarerà, ma i controlli è da qualche mese che sono partiti e ci sono 8.500 indirizzi Airbnb